Carlo Salis, che è l'assessore alla provincia, aveva dato il via al piano strategico. Chiedo, siccome ci sono tanti interventi, di tenersi nei qualche minuto. Io sarò molto breve. Io innanzitutto voglio salutare con i migliori auguri Francesco Pigliaro e salutare la presenza di Valdospini a questa nostra discussione, con la deferenza che merita la persona e, se mi consentite, il nome. Il tema dell'area metropolitana nell'area di Cagliari è stato citato molto bene qui da Iuri in apertura, facendo il nome del personaggio politico chiave che ha sollevato questo problema, che era Umberto Cardia, anche facendo riferimento a questo locale fisico dove si aprirono quelle discussioni. Però, poiché ero un ragazzo di quel gruppo e consigliere comunale allora di quel gruppo, devo subito dire, per coloro che troppo giovani non c'erano, che quel tema non nacque, come qui un po' è stato delineato parlando del resto d'Italia, come tema della città che pone dei suoi problemi e della governabilità dei suoi problemi, ma nasce all'esterno della città e in una certa misura, diciamolo pure, contro la città, contro i gruppi dominanti della città. Nasce in modo molto diverso. E infatti io personalmente, a fianco del nome di Umberto Cardia, metterei 3 nomi che mi ricordo furono protagonisti di quella battaglia con dei risultati importanti, molto diversi da Umberto. 3 uomini del popolo, ma proprio del popolo, che magari avrebbero avuto per esempio oggi qualche difficoltà a parlare davanti a questo pubblico, ma che furono efficacissimi nell'aprire e nello schiodare il dibattito sardo. Il sindaco allora di Sestu, Enrico Bullita, il sindaco allora di Capoterra, Raffaele Garau, contadino, e il sindaco di Ussana, Aristeo Marras. Non so, nessuno dei 3 arrivava al diploma, nessuno dei 3 arrivava al diploma, però schiodarono un sistema di potere e lo affrontarono con discussioni e dibattiti intensissimi che sono rimasti ancora nella mia memoria. Ricordo sempre Raffaele Garau quando disse al sindaco di Cagliari, si era a Capoterra e avevamo di fronte quella bellissimo viale che costeggia il mare e poi la città da lontano, che si travedeva e disse: signor sindaco, non è più l'epoca in cui le decisioni per questo tratto di territorio si prendono su quel conte. Questo è il modo in cui è nata la questione metropolitana a Cagliari. Io ero tra i firmatari militanti di quella tesi scritta di pugno da Umberto Cardia, che recava esattamente questo senso. L'altra caratteristica di quella discussione, però, consentitemelo, essendo io d'accordo, ma ci conosciamo molto, d'accordo dalla A alla Z, cioè su ogni cosa che ha detto adesso Valdospini, però l'altro punto che vorrei dire è che il tema nasce a partire dai contenuti del tema, non il contrario. L'area metropolitana è uno strumento, allora ci si compra una zappa quando si ha un giardino da zappare e si percepisce che bisogna zapparlo e non metterci cemento. Prima no. Allora nacque il tema e si è sviluppato in tutti questi anni in forme confuse, non è mai caduto, a partire dai problemi. Se adesso il grande mercato ortofrutticolo di Cagliari sta in agro di Sestu verso San Sperate e non dentro la città a creare spazzatura e clima antigenico, è dovuto a quella battaglia, non ad altro, cioè quindi questioni molto concrete, molto immediate.
Ecco, io credo che nel prossimo governo della regione, che certamente non potrà essere, io credo, sembra impossibile che possa essere di Capellacci, è vero, Capellacci è un po' più conosciuto di Francesco Pigliaro, ma io sono convinto che anche lui rinuncerebbe volentieri ad essere un po' conosciuto, un po' della sua fama, rinuncerebbe al 20%, rinuncerebbe, perché non è una buona fama, non è una buona fama, nel senso che adesso siamo a Cagliari, dei cagliaritani, ma dei sardi, non è una buona fama. Quindi io credo che il nuovo governo della regione dovrà aiutare, spingere e forse anche un po' costringere, fatemelo dire, qui lo possiamo dire, non sente nessuno, i comuni, le parti sociali dell'area cagliaritana a un tavolo a non solo discutere, perché a questo ci siamo abituati, questo l'abbiamo fatto, ma anche a decidere qualcosa, perché dobbiamo anche dire che la responsabilità per una mancata integrazione non sono di una sola parte, né topografica o centro o periferia, né politica, destra o sinistra, sono un po' trasversali, non mi piace dirlo, ma è così. E allora noi dobbiamo impegnarci a mettere ordine per ottenere integrazione, per due motivi: uno, perché è impensabile che l'area urbana più importante della Sardegna sia caotica come lo è impensabile che il collegamento dell'area est con la città e con l'area ovest sia il caos più totale, in presenza di quantità che a noi sembrano grandissime, ma che grandissime non sono come valore assoluto. Non è possibile, non si può, come non si può non riaffrontare il veto ridicolo posto dall'allora sindaco De Logu ad una tranvia nel centro della città che consenta di circolare all'interno dell'area metropolitana. È una cosa cervellottica, non si può fare, bisogna modificare per raggiungere l'integrazione su alcuni temi. Io concludo elencandone solo alcuni, non trattandoli perché non è possibile. Il tema dei trasporti interni, l'ho detto. Il tema della espansione, noi dobbiamo dire che con l'espansione basta, che dobbiamo rivolgere l'attenzione alle periferie, di tutti i comuni ci sono le periferie, la periferia di Cagliari, la periferia di Capoterra, la periferia di Sesto e così via, alle periferie. Dobbiamo parlare e affrontare comunitariamente il porto. A proposito, sulla questione del porto l'organismo metropolitano esiste già, ma voi sapete che per esempio l'organismo metropolitano del porto ha respinto l'idea di comprendere il porto di Oristano sotto la sua giurisdizione, ha respinto perché aveva timore che la presenza di operatori oristanesi modificasse gli equilibri interni. Ma vi rendete conto di quello che sto dicendo? Io ne facevo parte, quindi è stato dichiarato dal sindaco Floris. Ora non è sindaco Floris, possiamo affrontare questo. Noi tutti di Porto di Cagliari abbiamo sentito parlare solo o come porto turistico oppure come porto industriale quando c'era da costruirlo. Vi ricordate? Durante la costruzione del porto industriale non si parlava d'altro che di porto industriale. Ora non se ne parla più e credo che questa sia una delle occasioni per tutte per la Sardegna, non solo per la città. Poi c'è l'università, altro presidio importantissimo dell'area cagliaritana. Credo che affrontando questi temi in termini di integrazione, il tema dell'area metropolitana istituzionale farà dei grandi passi in avanti. Grazie.